Oggi ci troviamo poco sopra l'abitato di Mezzocorona. Più esattamente siamo nel parcheggio della funivia a valle che porterà al monte di Mezzocorona, meta oggi della nostra escursione. Noi seguiremo adesso il sentiero numero 500 e all'incirca in un paio d'ore dovremmo arrivarci. A mano che si sale, il sentiero esce dal bosco e si amplia così la visuale sulla valle dell'Adige e sulla piana rutaliana. Intanto che saliamo, vi mettiamo alcune foto del panorama in estate. Buona visione! Per arrivare al monte manca poco. La giornata è davvero calda, si sale in maniche corte. Abbiamo fatto anche un incontro un po' inaspettato con 4 camosci. Bellissimo, una cosa meravigliosa, un momento di relax arrivati al monte di Mezzocorona in questa comoda macca ed ora andiamo a mangiare. Se arrivate qui al monte non potete non gustarvi il fantastico tortel di patate. Per chi non se la sente di salire a piedi, al monte si può arrivare anche in funivia. Abbiamo mangiato bene e abbondante. Ci concediamo ancora un momento di relax, uno sguardo su questo meraviglioso panorama per poi scendere di nuovo alla macchina. Ora si scende sullo stesso sentiero dell'andata. Siamo arrivati a conclusione della nostra uscita al monte di Mezzocorona. È stato un bel trekking, e un trekking che si può fare nella bella stagione, ma anche in inverno, in assenza di neve però. Da fare un po' più di attenzione in alcuni punti perché sono un po' esposti. Comunque nessuna difficoltà. Noi vi salutiamo e come sempre, alla prossima!